Io non vorrei soffermarmi più di tanto su tutte le motivazioni che sono ovviamente già ben espresse nell'articolato e ovviamente la mia collega ha già detto molte cose, però Presidente mi scusi soprattutto e approfitto visto che c'è lei in seduta di presidenza, mi pare che un paio di sedute fa ho fatto un intervento, capisco che non è servito a nulla perché si ritorna a ribaltare la situazione, siamo tornati a dire che bisogna andare in procura e non ci siamo decisi o non abbiamo trovato la quadra quella volta, non torniamo a trovare la quadra adesso, allora prima ci avete detto che si deve andare in procura, poi ci avete detto che la partita si gioca qua dentro, ora che vogliamo tornare a giocare la partita qua dentro ci dite tornate in procura. Vabbè, questo teatrino prima o poi dovrà finire, perché alla fine non è che poi è solo quando non ci vanno bene a noi le cose che si può decidere, no, dove andare o quale campo da gioco utilizzare. Allora, questo ovviamente per riprendere chiaramente quanto detto dal Presidente Riccardi. Poi il Presidente Riccardi ha detto anche un'altra cosa: ti presenti alle elezioni e vieni qui dentro. Bene, sacrosanto, e noi lo ribadiamo sempre. Allora ho avuto modo stamattina a dire che il 60% dei friulani si sono espressi, residenti del Friuli Venezia Giulia, si sono espressi in un modo quando sono andati alle elezioni, hanno votato per dire no a a tante opere in particolare, ma diciamo a due che ci riguardano proprio nella giornata odierna. Una era l'elettrodotto Udine-Re di Puglia, una era la variante di Dignano. Era nel programma del Partito Democratico di... No. No, voi il 40%, il 60% ha detto di no. E quindi se doveva valere il discorso di presentarsi alle elezioni e far valere quel tipo di giudizio, questa opera non si doveva fare, tant'è che a me dispiace ovviamente sentire dal collega Zecchinon dire che è sbagliato parlare anzi non sarebbe giusto parlare di opera sbagliata, ma io ricordo molto, e l'avevo già ripetuto anche quando ne abbiamo già discusso di quest'opera, le parole della Presidente quando si è insediata qui e ha presentato le sue linee programmatiche, perché diceva invece privo di significato insistere criticamente su alcune opere, tra cui la variante di Dignano. E allora, siccome tutta sta rimodulazione non è che ci sia stata di quell'opera ovviamente nel progetto iniziale rispetto a quello che c'è adesso, è chiaro che qui qualcosa di sbagliato c'è stato, perché non si trattava di valutare l'incidenza ambientale, l'impatto ambientale e quant'altro. Si è detto ci sono tutti gli ok degli uffici, andiamo avanti. Anche per l'elettrodotto c'erano tutti gli ok degli uffici, però ci siamo bloccati ed è ancora ferma con le 4 frecce quell'opera. Allora è chiaro che queste cose per voi sono normali, perché ovviamente fare una cosa, chiamare i cittadini a votare e poi fare l'esatto contrario, purtroppo in Italia capita spesso. L'ho detto anche ieri per quanto riguarda il rispetto che si ha dei referendum e della volontà popolare, lo torniamo a ribadire anche adesso. È chiaro che si è detto in questa, io non parlo della relazione, parlo della mozione che giustamente ho anche firmato, si è detto lasciamo fuori i condizionali. Beh, io qui non vedo molti condizionali sinceramente, perché io tra vari considerato, presunto e quant'altro, io vedo tutti i verbi che sono al presente, considerato che qua c'è, considerato che nel rispetto l'opera si dimostra, dall'analisi di fattibilità e di altre relazioni emergono, dal punto di vista della fattibilità ci sarebbero, questo sì, alcune criticità, poi non risulta pertanto utile e efficace stimare. Non ci sono tutti questi condizionali che si vorrebbe
far vedere. Allora io chiudo il mio intervento, Presidente, ricordando un po' quello che era anche il dispositivo di questa mozione, perché oltre alla procedura di valutazione di impatto ambientale vengono richieste anche altre cose. Ovviamente poi siamo qui per fare proposte, non siamo qui per fare denunce, perché altrimenti andiamo altrove e, se sarà il caso e non sarà la prima volta, andremo altrove a farle, ma si chiede ad esempio l'applicazione di un modello di valutazione trasportistica che si basi sull'analisi aggiornata dei flussi di traffico. Noi già l'altra volta avevamo avuto modo di dire che bastava un'ordinanza per risolvere quello che è il grave problema dei cittadini di Dignano. Mi pare che l'ordinanza sia stata fatta, forse una valutazione su questo si potrebbe anche tornare a fare. Si parlava di analisi e valutazione del paesaggio, c'è l'elaborazione di un modello idraulico. Io mi ricordo anche altri consiglieri attualmente in maggioranza che sollevavano il problema che gran parte dell'opera ricade in area golenale. Poi si chiede un'analisi approfondita delle caratteristiche biotiche, questo l'abbiamo detto, l'individuazione ragionevoli di alternative progettuali. Queste, quando non si vuole qualcosa, quando si vuole andare via dritti come carri armati, come dicevo prima, le alternative progettuali che sono previste in tutte le norme anche europee non se ne vuole sentir parlare. E allora è inutile presentare programmi, a prescindere dal dire faremo o non faremo un'opera, ma io adesso faccio un discorso più in generale che deve riguardare tutte le opere pubbliche che si vogliono realizzare, non solo chiaramente queste che sono vecchie di 20 anni, perché appunto, come ricordava la Presidente, sono previste e pensate 20 o 30 anni fa. Ma se vogliamo parlare di opere pubbliche, io continuo a dire e ribadire un concetto: non date la colpa ai cittadini se le opere non si fanno mai, perché la colpa è tutta delle amministrazioni che non stanno a sentire i cittadini. Perché se la valutazione di impatto ambientale fosse stata fatta all'epoca e se qualcuno avesse o fosse stato a sentire i cittadini, gli agricoltori che si sono battuti contro la realizzazione dell'elettrodotto di cui parlavo stamattina, a quest'ora avremmo già tutte e due le opere. A quest'ora avremmo già tutte e due le opere. Allora la responsabilità, per favore, non fatela ricadere sulla gente che voi dite che protesta, perché se si fosse fatto tutto quello che si chiede in maniera normale, uno sarebbe stato zittito e quindi avrebbe... Non siete fuori legge, non è questo il punto. Non è questo il punto, è che voi dite bisogna fare le convocazioni pubbliche, bisogna fare gli interventi, eccetera, eccetera, poi stranamente certe cose, per quello che vi va bene a voi, tutti questi incontri pubblici non li volete fare. E allora, questo è. Grazie.